Estate da dimenticare per il turismo del Veneto, che da solo costituisce il 25% dell'intero bilancio italiano in questo settore. L'estate pazza ha sacrificato 6.000 posti di lavoro e 265 milioni di euro, una perdita che non ha precedenti dal dopoguerra ad oggi. Mare e montagne i settori più colpiti e la provincia di Venezia, con 115 milioni che mancano all'appello, la maggior parte dalle spiagge del litorale. Il dato che rimane è che purtroppo una stagione così è venuta a incidere su aziende che sono massacrate fiscalmente, per cui non possono più permettersi un anno da meno 5 o da meno 10% come era normalmente e com'è nella logica delle cose di tutte le imprese da sempre. In questi ultimi anni noi siamo stati macellati e costretti a viaggiare al 100% delle nostre potenzialità per poter appena raggiungere il pareggio. Oltre alle spiagge, perdite pesanti anche per Verona con il lago di Garda e soprattutto nel Bellunese con 24 milioni di euro persi dal turismo di montagna. Una perdita pesante con un calo soprattutto di turisti italiani che preoccupa perché sull'altro piatto della bilancia ci sono le spiagge spagnole e greche che invece registrano aumenti di fatturato anche del 20%. Con altre politiche evidentemente, e penso essenzialmente al profilo fiscale e al fare sinergia fra Stato, governi regionali e imprenditori, penso alla Spagna e penso alla Grecia, che hanno già annunciato, daranno i dati definitivi, ma cifre in crescita fra il 10 e il 20%. Detto dei danni devastanti causati soprattutto dal maltempo, con 50 giorni complessivi di pioggia tra giugno e agosto, ora gli addetti ai lavori avanzano richieste concrete per uscire dalla crisi o perlomeno per guardare al futuro senza drammi. Molte saranno invece le imprese costrette a chiudere nelle prossime settimane a causa di debiti contratti durante l'estate, dipendenti da pagare nonostante il poco lavoro, mutui da onorare. Ecco le richieste. Alla Regione di farsi carico di chiedere al Governo nazionale di toglierci il più possibile gli oneri fiscali e tutti quegli oneri che possono essere in qualche modo diluiti nel tempo. Alla Regione stessa di mettere delle linee di credito velocissime e al credito del nostro territorio di poter avere delle condizioni particolari, visto che oggi il denaro in Europa costa poco.